Amici bellini, proprio al volo, ma veramente al volo, nel senso che ho appena chiuso su Telea mentre ascoltavo la conferenza di Spalletti, di Anghissà, insomma, ci hanno dato degli spunti. Spalletti ci ha dato degli spunti, nonostante alcune domande un po' così. Parliamone subito, in fretta, vai. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, si faccia presto perché è già tardi, tra un poco voi ve ne andate a dormire e non è il caso, noi dobbiamo presentare questa partita, io devo organizzare anche la lavagnetta, devo fare tutte le cose belline. Benvenuto Fulvio Bo, benvenuto, anche se sei incerto sul tuo secondo nome, cognome o nickname, iscrivetevi al canale perché qua cerchiamo di racchiudere o di velocizzare semplicemente le parole di Spalletti facendole con un ritmo più elevato, perché di solito Spalletti si prende il suo tempo ed è una cosa che a me piace, tra l'altro. Non la critico affatto, anzi, scusate un po' di bicarbonavoli, è bene ragionare sulle cose che si dice, quindi io lo apprezzo tantissimo. Impressioni generali, al di là del fatto che insomma la conferenza è partita un po' in ritardo, un po' di problemini tecnici, interferenze, belle buone, se sentite la voce di Paolo Del Genio nell'auricolare della traduttrice, Anghissà ad un certo punto ha tradotto ha parlato in francese, la traduttrice si è trovata in difficoltà. Signori, questa è Europa League, siamo in Europa, gli inglesi non ci hanno fatto nemmeno una domanda, chissà perché. Male loro, ma forse male anche noi a livello di organizzazione, non lo so, però è stato un po' un pianto greco questa cosa e ho visto Anghissà e Spalletti un po' scocciati di essere lì, impressione mia personale, magari non è niente di vero. Mentre mi organizzo anche per preparare la cosa che facciamo tutto al volo, ragazzi, le cose che ci dica, vabbè, a parte le solite cose, l'Europa League non si snobba, dobbiamo essere credibili. È chiaro che Spalletti dice dobbiamo essere credibili. Se io dico e propongo un gioco alla squadra, propongo un atteggiamento che devono avere per tutto l'anno, che faccio? Arriva l'Europa League e gli dico questa qua snobbiamola, oppure do dei segnali di snobbarla? No, tutte le cose si preparano, tutta la squadra per tutte le competizioni, è naturale. Gli vogliamo chiedere ad Anghissà se magari il calcio inglese è diverso dal calcio italiano, ha più intensità, il calcio italiano è più tattica, grazie al Sasiccio. E vabbè, siamo alle solite, non è solo Vardy, guarda un po', dobbiamo stare attenti a tutta la squadra, guarda un po'. Però Spalletti ad un certo punto ce la dà qualche notizia quando ci parla del turnover, il turnover minimo. Ora faccio un inserto velocissimo del mio intervento, ne parliamo il martedì, ne parliamo il lunedì, che hanno cambiato ovviamente il nome per noi del Caffè Napoli. Mi sembra evidente che Silver ha chiamato, insomma, dobbiamo cambiare il nome perché è sempre martedì, e quindi l'hanno fatta di martedì. Ho avuto l'onore di intervenire, guardate un attimo. E andiamo a salutare il nostro amico da New York per sorseggiare un altro caffè, Caffè Napoli 1926. Ciao Valerio, ben trovato. Buonasera a tutti, allo straordinario parterre, sono emozionatissimo. Vale, siamo emozionati noi. Mi fai vedere, ti trasformi un attimo? Ma sì, in realtà quando si parla di Spalletti bisogna stare attenti perché t'è sembrato male. T'è sembrato male. Zero attriti. Bella. Comunque Valerio, rispondi tu per primo. Bisogna affidarsi ad un massiccio turnover? Sì. Priorità al campionato? No. Si può arrivare fino in fondo. Ricorda che qui in studio con noi c'è uno che la Coppa UEFA Stoccarda l'ha alzata, come no. Ragazzi, vabbè, non questa ero è la io, domanda... Vabbè, no, nemmeno io. È la domanda da $1 milione, è difficile. Secondo me bisognerebbe posso giocarmela equilibrata, certo. Cioè un turnover non esagerato, ragionato, perché in certi punti chiave, secondo me, se togliamo i nostri top andiamo in difficoltà. Certo. Io non voglio prendere ad esempio l'unica partita che abbiamo perso e che poi era una amichevole, insomma, quella col Benevento, che non deve far testo. Però giustamente quando Antonio ci ricorda che le partite che abbiamo steccato l'anno scorso bastava un Petagna, però forse nel campo ci sono dei giocatori che tu non puoi sostituire perché mantengono
mantengono l'equilibrio anche a livello di leadership. Koulibaly ce lo sta dicendo Spalletti quanto è importante per esempio Koulibaly in difesa, e quando ti viene a mancare probabilmente mancano le sicurezze, il rapporto tra i reparti. Questo è un Napoli che parla francese, che ha una struttura africana. Vorrei che questo possa essere il nuovo punto di forza di un Napoli che esce dal fuoco e che vuole affrontare tutte le competizioni, perché poi è un peccato sforzarsi tanto per entrare in Europa e poi non onorarla. Però potrei mai non 4 essere... minuti e 46, Sì, dobbiamo essere rigorosi nel rispetto dei tempi. Non potrei mai non essere d'accordo con uno che vive a New York, però dentro il turnover non esagerato vanno tenute presenti altre statistiche, le quali il tifoso spesso si dimentica. Koulibaly, Osimhen hanno giocato anche durante la sosta, sì, e hanno giocato di più. Elmas ha giocato 270 minuti. Il turnover è giusto che non sia esagerato, ma è necessario che tenga presente anche dell'acido lattico che è stato accumulato in quelle partite. Ci sta. Sì, ma vedi Antonio, il turnover oggi può essere gestito diversamente rispetto a 2 anni fa, perché ecco perché non esagerato lo puoi fare poi durante la partita, perché oggi hai 5 cambi, bravo, era quello che... rispetto al turnover di 3 sostituzioni, è completamente diverso. Cambi mezza squadra. Quindi È un è altro inutile sport, che oggi ragazzi, un altro pronti sport. via cambi 6 elementi, Lo fai a puoi cambiarne 3. E quindi ragazzi, si parlava del turnover, si parlava un pochino di tutte le cose. Io avevo auspicato un turnover minimo, però un turnover minimo, perché se poi stravolgi troppo la squadra e perdi quei punti chiave che mantengono in equilibrio anche la leadership della squadra, diventa complicato. E per fortuna Spalletti ha detto che in questo periodo, visto che comunque la stagione è appena cominciata, non sente lui il bisogno di un turnover molto ampio. Non è che cambia 4-5 giocatori, 6 giocatori alla volta. Probabilmente nei punti in cui, anche perché siamo corti, quindi alcuni cambi sono obbligati, siamo all'inizio, e lui ci dice che Insigne si è allenato, ha saltato giusto un allenamento e quindi parrebbe poter partire titolare, questo è importante. Poi gli fanno la domanda su Zanoli, dove lui dice la cosa classica: sta crescendo ma non è ancora pronto ovviamente per questa cosa qua, e ci dice Kevin Malqui, quindi ci toglie un dubbio tra Juan Jesus e Malqui, visto che Kevin è stato utilizzato contro la Juventus. Uno poteva aspettarsi, magari stai vincendo, metti uno grosso di testa che magari se ti buttano un pallone al centro lui ti può risolvere una cosa, eccetera eccetera, i calci piazzati. Invece Spalletti sceglie Malqui perché è più in forma, oltre per il fatto che c'era forse bisogno di velocità più che di fisicità contro la Juventus, che puntava tutto su un'eventuale ripartenza che non gli è riuscita. Andiamo subito a fare la lavagnetta proprio volante, ma la faccio proprio con voi, come se questa, io quando parto così, devo cambiare il colore, faccio azzurrino o faccio blu, facciamo blu no, azzurrino, perché blu è proprio il Leicester. Quindi in porta ci possiamo mettere Ospina. Non ho sentito discorsi per quanto riguarda, ma non ci dovrebbero essere problemi, il fatto della quarantena eccetera eccetera. Di Lorenzo e Malqui sulle fasce. Ora resterà il dubbio se vedere Malqui a destra e Di Lorenzo a sinistra o viceversa. Malqui ha giocato a sinistra contro la Juve, quindi voglio immaginare che Spalletti preferisca almeno avere Di Lorenzo qui bloccato, più affidabile. E qua abbiamo il dubbio Manolas Rachmani, potrebbe avere una chance Rachmani, così magari ne sostituisci uno solo dei giocatori della difesa e vediamo un pochino cosa succederà. A centrocampo dobbiamo considerare Anguissa assolutamente titolare. Credo anche che è successo, che che sta succedendo? Non era proprio previsto questo. Scusatemi, Anguissa aveva preso il sopravvento del mio computer. Fabian Ruiz, voglio immaginare, e qui ragazzi io ci metto Zielinski per far riposare un pochino Elmas, perché Antonio Giordano ci ha ricordato dell'acido lattico e ci può stare. Voglio pensare a Insigne, voglio pensare a Lozano perché ho il desiderio di vederlo a destra, e qui ci mettiamo Osimhen. Ovviamente Spalletti ci ha dimostrato che non ha paura di cambiare anche a fine primo tempo. Scalpitano in questa situazione. È bello che noi possiamo
difendere anche così, e poi quando andiamo in attacco Zielinski avanza lì e Anghissà e Fabiano sono un pochino più due perni, non è male, mi piace, mi diverte, mi sfizia, niente di straordinario, niente di diversissimo, ma fatto bene può essere efficace. Lozano qui voglio vederlo, sì, perché poi dopo nel secondo tempo ti puoi giocare la carta un as, ti puoi giocare la carta Politano, ti puoi giocare la carta Petagnone, hai Elmas, basta, perché poi basta, questi sono in difesa al massimo, perché Mario Rui non ce la fa, ti puoi giocare la carta di Juan Jesus. E tra le altre cose fatemi dire una cosa a margine che non c'entra niente, però c'entra sempre, perché ricordate che resta solo la maglia, guardate com'è bella senza sponsor, guarda com'è bella, blu, così blu con lo stemma giusto, con A7 bianco e con lo stemma del Napoli. Chi me la regala? Chi conosce a Mertens che mi può regalare una maglia? Quale emozione, ma quale emozione, a parte vedere Mertens che lavora col pallone, è pronto, quasi pronto al ritorno, si parla di Cagliari, che bello, che meraviglia, aspettando le maglie nuove. Questa è la mia maglia preferita, senza sponsor, senza niente, resta solo la maglia. Signori miei, io vi bacio, vi ringrazio. Per quanto riguarda domani dobbiamo capire, perché ho degli impegni lavorativi e quindi non so se me la posso fare live, sicuramente non potrò fare la live post partita, potrei fare la live durante la partita, saprete, chi è iscritto al canale Telegram lo sa sempre, perché posso mandare le notifichette. E ovviamente se non sarà la live sarà la reaction postata dopo, voi state tuned e quindi sapremo come è andata questa partita. Potrei addirittura fare la reaction solamente di mezza partita, che ne sai, perché il lavoro, gli impegni eccetera eccetera sono quelli che sono. Messico 86, non vi dimenticate. E per quanto riguarda la giveaway, ho dato uno sguardo veloce a tutti i commenti, avete già fatto un macello, c'è gente che ha commentato oppure non ho capito. Non vi dimenticate lo username, anche se l'avete scritto in un altro commento, no? Dici, io ho scritto il commento con lo username Telegram e poi ho fatto un commento a margine dove stavo rispondendo. No, perché se poi io estraggo un commento a caso, ok, ed esce quello là dove avete scritto come vi becco? Come faccio a scorrere tra i 200 commenti e trovare il vostro nome? Diventa complicatissima. Ho anche sentito che YouTube alcuni commenti li cancella in automatico, non so perché, quindi andate a controllare, siete in grado di editare o di cancellare e di riscrivere il vostro commento sotto il video precedente con il vostro username Telegram, altrimenti andiamo in difficoltà. Da New York Valerio Fluido è tutto, fate le cose belline e domani forza Napoli sempre, Europa bisogna fare bella figura, vai. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.